E allora, proprio allacciandomi alla fotografia di Tiziano Pieri, dobbiamo dire che Alfredo Trentalange, quando è diventato presidente dell'AIA, aveva promesso una maggiore apertura per quello che riguarda la possibilità di parlare con gli arbitri, di far parlare gli arbitri, una sorta di glasnost. E diciamo che la promessa, almeno da quello che possiamo giudicare da oggi, è stata mantenuta. E quindi noi ringraziamo davvero per la sensibilità e per aver scelto 90° minuto per questo primo esperimento Alfredo Trentalange, perché oggi al 90° minuto parlerà un arbitro che ha arbitrato in questo turno di campionato. Scopriamo chi è in questa clip che ha preparato la nostra redazione. E diamo quindi il benvenuto a Daniele Orsato. Buonasera, arbitro con 239 partite in Serie A, il miglior arbitro del mondo del 2020, che ha arbitrato proprio ieri Spezia-Parma, e questa sera, oggi pomeriggio, è qui con noi al 90° minuto per parlare di un evento, come sottolineava Enrico Variale, storico per quello che riguarda il calcio. Potrei dire il più grande evento dopo l'arrivo del VAR. Enrico, a te. Beh, adesso sì, insomma, sì. È una cosa importante, ne siamo orgogliosi, ma soprattutto siamo molto contenti di poter ospitare Daniele Orsato, a cui chiedo proprio questo come prima domanda. Buonasera Daniele, grazie appunto per aver accettato il nostro invito. Cosa può cambiare se questo... Buonasera a tutti voi, buonasera. Grazie. Cosa può cambiare se questo indirizzo verrà confermato? Voi da tempo, come arbitri, chiedevate questa apertura e mi pare che Trentalange, insomma, sta dando prova di voler far seguire alle parole i fatti. Beh, diciamo che il Presidente ha dato una grande occasione a tutti, sia a noi che a voi addetti ai lavori. L'AIA punta con progettualità, con condivisione e trasparenza a questo progetto, e sta a noi e a voi, soprattutto addetti ai lavori, cogliere questa occasione e fare in modo che diventi una cosa usuale. Io credo, Daniele, che gli arbitri possano guadagnare in trasparenza e chiarezza. Noi possiamo avere un rapporto sicuramente più proficuo e soprattutto, come dire, si può parlare di tutto, si può parlare anche degli errori che tutti commettono, i giornalisti, i portieri, gli allenatori, i centravanti, magari anche gli arbitri, e qualche volta parlarne secondo me può aiutare tutti nella chiarezza, perché gli errori si possono fare, basta ammetterli e basta anche discuterne. Non so se sei d'accordo. Ma certo, noi gli errori sicuramente li facciamo, ma credo che anche negli anni non ci siamo mai tirati indietro ad ammetterli, e non lo faremo né in presente né nel futuro. Continueremo a lavorare noi sui nostri errori. È ovvio che miglioreremo solamente cercando di commetterne sempre meno. Tanti temi che affronteremo con Daniele Orsato. Paola, però sì, noi proseguiamo adesso con la nostra scaletta, poi dopo lo coinvolgiamo, sì, ovviamente. certo, i temi sono davvero tanti, poi serviranno anche per spiegare delle volte, Enrico, le regole, perché al di là degli errori ci sono dei momenti in cui non si capisce perché. E che abbiamo comunque il nostro Tiziano Pieri che ci ha sempre aiutato. Questo devo dire che è un passo in avanti davvero importantissimo. Ma adesso, Enrico, è il momento di dedicarci al nostro ospite, quindi la parola la passo a te. Sì, allora, coinvolgiamo subito Daniele Orsato. Daniele, insomma, è il miglior arbitro del mondo nel 2020, è un arbitro internazionale. L'anno scorso ha arbitrato Daniele Orsato la finale di Champions League. In questo turno soprattutto si è vista una certa difficoltà da parte delle nostre squadre. Qui vediamo tutta la, diciamo così, la classifica, quella che è la carriera di Daniele Orsato con età e gare in Champions. Ecco, dicevo, c'è stata un po' di difficoltà da parte delle nostre squadre contro le rappresentative degli altri paesi, contro i club degli altri paesi. Si dice pure che sia una questione di ritmo, perché insomma facciamo più fatica a reggere il ritmo delle altre squadre. Si dice qualcuno anche perché si arbitra poi in maniera diversa in Italia rispetto all'Europa. Ecco, Daniele Orsato che arbitra sia in Italia che in Europa. È vero che da noi si fischiano troppi falli rispetto a quello che succede in Europa, Daniele? Guardi, bisognerebbe andare a controllare i numeri, se questo è vero che si fischia di più in Italia che all'estero. Sinceramente io non cambio il mio modo di arbitrare dalla Serie A alle gare di Champions League, per cui io non trovo questa grande differenza tra arbitrare in Italia o arbitrare all'estero. Se le nostre squadre hanno delle difficoltà all'estero, magari voi avrete dei dati per dimostrarlo, però io sinceramente non vedo tutta questa grande differenza. Nell'arbitrato, i risultati purtroppo volevo aggiornare la vostra. Io ho 240 gare di Serie A, non 239. Allora, noi ci siamo molto interrogati, perché in realtà abbiamo consultato anche con Tiziano Pieri. Vedi? Quindi se sono 240 ha raggiunto uno come Collina, insomma, un bel traguardo.
È strano che Tiziano... Ne ho persa una. Volevo salutare particolarmente Tiziano che conosco da molti anni. Devo dirle che gliel'avevo Devo dire che detto l'unica a che ce l'ha presa Tiziano, ma non mi credeva. era Paola, quindi sono 240 partite, quindi con la partita di ieri di Spezia, di cui parleremo tra poco, ha raggiunto, diciamo così, nella classifica all time degli arbitri italiani, Collina, uno degli arbitri italiani più importanti, come del resto Orsato. Vediamo un po', siccome parla un arbitro in televisione, vediamo un po', Paola, quante volte hanno parlato gli arbitri in televisione? Non tantissime, per la verità, sì. sono, come dire, episodi quasi... Però sempre quasi interessanti, assolutamente. sempre Vediamo fatto questa storia in clip, qualche vediamo modo. questa clip. La parola alla Moviola. Adesso io credo che qui lei avrebbe il diritto di ridere, perché non si aspetterà che io le dica che in questa occasione il giocatore è stato più furbo di me, che d'altra parte non avevo la moviola. Quindi sulla base delle immagini a nostra disposizione la decisione arbitrale appare ineccepibile. Grazie, ma il giudizio della Moviola non mi interessa proprio. Dobbiamo dare spazio alla tecnologia e all'innovazione. Dobbiamo dare spazio alla comunicazione. Signori, io con la stampa posso parlare soltanto che del tempo. Sentiamo che cosa dice Gianluca Rocchi a 15 giorni da quella partita Juventus-Roma, che è stata al centro di tantissime polemiche. Il Mani di Maicon. Sì, è un episodio anomalo, gestito in maniera anomala da parte mia, per cui da questo punto di vista una responsabilità credo di avercela. Io non mi sbaglio mai. Il VAR dice la sua, o la dice perché, come hai giustamente detto, è una situazione oggettiva e quindi deve dirla direttamente all'arbitro, oppure la dice quando l'arbitro in campo gli dice tu come la pensi, come la vedi. Il VAR non deve servire per farvi stare o farci stare più tranquilli, il VAR deve intervenire solo per le cose chiare. Siamo Pierluigi Collina, non sempre capita di avere un arbitro in diretta ai nostri microfoni, ringraziamo Collina. Ho rivisto questa decisione spiegandola ai giocatori in campo. Credo che l'importante non sia come si sia arrivati a questa decisione, ma che la decisione sia poi giusta. Questo sicuramente, come è giusto spiegare, come abbiamo fatto adesso per evitare tante polemiche, alla gente quello che è accaduto. Complimenti a Collina. Grazie. La realtà dei fatti è quella che ho vissuto io in campo, unica e irripetibile. Come diceva Eraclito. Pardon? Allora, abbiamo anche scherzato un po' con Lando Buzzanca, insomma, era il 97 quando io ho chiesto quella cosa a Collina dopo una partita Inter-Juventus. Paola conduceva la Domenica Sportiva, ero inviato a San Siro, e quindi si conferma che insomma, questo pallino di far parlare gli arbitri, diciamo, l'abbiamo sempre avuto, e quindi siamo particolarmente contenti di questo, no Paola? Assolutamente sì. Abbiamo corretto tra l'altro la grafica, vedi, la collaborazione tra arbitri e informazione funziona anche in questo modo. Ovviamente poi gli chiederemo quale di tutte queste 240 è stata forse la più difficile, ma volevo anche permettermi con Daniele Orsato di andare un po' più sul privato, diciamo così, delle emozioni di voi arbitri, perché per tanti sembrate sempre delle persone che finita la partita, proprio perché non parlate, non provate nulla, invece quando magari si sente di aver sbagliato, di non aver fatto una buona direzione di gara, di aver fatto un errore, quando si va a casa come ci si sente? Lei come si è sentito le volte che magari non era contento del proprio operato? Beh, sicuramente non siamo felici e andiamo subito a vedere il motivo per cui abbiamo sbagliato, perché tanto che abbiamo sbagliato la TV ce lo presenta immediatamente e cerchiamo sicuramente di andare a lavorare sull'errore, cercare di non ripeterlo. Assolutamente non siamo felici, siamo i primi ad essere molto critici del nostro operato e lavoriamo più sugli errori per migliorarci sugli errori che andare a vedere le cose che abbiamo fatto di positivo, sicuramente. E Daniele, togliamoci subito il dente, perché dopo parleremo di VAR, parleremo ovviamente di quanto la tecnologia possa aiutare, e come ha detto Trenta Lange deve essere sempre più spinto il discorso della tecnologia per aiutare gli arbitri. C'è stato nel passato, 2 anni fa, anzi nel 2018, 3 anni fa ormai, un errore di cui si continua a discutere anche oggi, relativo alla partita Inter-Juventus, quel discorso su quel mancato secondo cartellino giallo a Pjanic. Allora, noi proviamo a fare quello che fu fatto in quella famosa Domenica Sportiva, quando Concetto Lobello, interrogato da Bruno Pizzolo che faceva la moviola, gli fece vedere quell'episodio e ci fu il giudizio di Lobello. Allora, Tiziano Pieri, andiamo a rivedere questo episodio che data 3 anni fa, ma di cui si parla ancora oggi in maniera, come dire, abbastanza polemica. Sì, facciamo un rewind, quello che dissi 3 anni fa, rivedendo questo episodio. Ci fu un'entrata di Pjanic su Rafinha,
calciatore dell'Inter, e a mio modo di vedere quell'intervento fu imprudente, quindi passibile di ammonizione. Il calciatore era già ammonito e quindi avrebbe meritato il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. In quel caso già l'introduzione del VAR era in corso e per essere chiari il VAR non può intervenire da protocollo sulle seconde ammonizioni. Quindi questa è per chiarezza quello che quindi è successo. non poteva intervenire il VAR, però chiedo in maniera diretta a Daniele Orsato, rivedendo queste immagini, pensa di aver commesso un errore a non estrarre il cartellino giallo per Pjanic? Beh, ma sicuramente credo che non serva andarlo a rivedere dopo 3 anni, l'ho rivisto immediatamente io che è un errore. La vicinanza dell'azione mi ha portato che io non vedo quello che poi la TV mi ha mostrato, quindi io l'ho vissuta in maniera completamente diversa. Per me è stato un contrasto in volo fisico e l'ho valutata sicuramente male. Quindi il VAR non può intervenire, per cui rimane l'errore, perché il VAR comunque dovete pensare che non è che toglie tutti gli errori che noi facciamo in campo, per cui rimane comunque un errore. Però Daniele, quanto sarebbe stato più utile, forse anche più normale da un certo punto di vista, se dopo quella partita, come ci auguriamo avverrà da qui in avanti, un arbitro può venire tranquillamente a spiegare che c'è stato un errore e che come appunto sbaglia un centravanti, sbaglia un portiere, ha sbagliato anche l'arbitro, ci può stare pure questo, o no? Ma certo, guardi, io credo che se verrà utilizzato questo confronto arbitro-media dopo la gara, viene usato per far chiarezza, è diciamo quello che l'AIA vuole in questo momento, condivisione. Se verrà utilizzato per la polemica, credo che non andremo da nessuna parte. Quindi cerchiamo di sfruttare questa grande opportunità per fare chiarezza e far conoscere a tutto il mondo le nostre decisioni. Come dicevamo prima, Enrico, per spiegare quello che delle volte possono essere delle azioni viste in modo sbagliato o anche dei regolamenti, come si faceva adesso e faceva Tiziano sulla seconda ammonizione, dove non può intervenire il VAR. Faccio un'ultima domanda a Daniele, voglio sentire anche i nostri ospiti. Lo spirito ma lo spirito giusto è questo, lo spirito giusto è questo costruttivo. Tra l'altro devo dire, a proposito di spirito, adesso non voglio rivelare nulla di particolare, ma mi ha scritto il disegnatore Rizzoli, che giustamente mi ha fatto notare, ma qui sono tante le cose di cui parlare, che ci siamo dimenticati nella nostra scheda in cui abbiamo fatto vedere gli arbitri in TV, di un'intervista che io gli ho realizzato, scusate l'autocitazione, dopo la finale del Mondiale in Brasile, e lo intervistammo in diretta telefonica dallo spogliatoio e lui ci spiegò anche la decisione che aveva preso sul mancato fallo su Higuain, quindi rendiamo, come dire, merito e onore a Rizzoli ringraziandolo per questa segnalazione, poi prima o poi la faremo rivedere, perché noi facemmo pure quella intervista, mi ricordo, con Rizzoli, che conferma che gli arbitri vogliamo farli parlare da qualche anno. Daniele, il VAR, come lo vive un arbitro internazionale che per anni insomma è stato abituato a decidere da solo? Un aiuto, un qualche cosa che vi può anche, o a qualche arbitro ha dato anche, non dico fastidio, ma insomma un qualche cosa difficile da gestire? No, non pensate che abbia dato fastidio o che sia difficile da gestire, assolutamente. Beato il VAR, come dice sempre il mio amico Gianluca Rocchi, noi che veniamo da una generazione di arbitri che abbiamo anche una certa età e abbiamo sempre preso decisioni in campo, il VAR ci aiuta ancora di più. Vi posso assicurare che comunque si scende in campo e non pensiamo di avere il VAR. Noi continuiamo a decidere. Giusto, cerchiamo di fare del nostro meglio. Se sbagliamo abbiamo questo salvataggio che è il VAR. Beato la venuta del VAR. E tra poco vedremo anche che cosa è successo ieri a Spezia, un episodio VAR che solo il VAR poteva secondo me insomma, risolvere, perché non c'è occhio umano che può vedere quello che si è visto in occasione del gol annullato per fuorigioco allo Spezia. Voglio coinvolgere Gianfranco Teotino per una domanda e poi abbiamo ovviamente anche Luca, abbiamo Milena, abbiamo Paola, abbiamo Tiziano che qualche domanda ce l'ha anche lui. Prego Gianfranco. Sì, buonasera Orsato. No, non c'è dubbio che l'introduzione del VAR sia stata nell'arco della sua carriera la innovazione più rivoluzionaria. Ecco, io le vorrei chiedere, se lei avesse il potere di decidere, che cosa cambierebbe nell'attuale meccanismo di utilizzazione del VAR, in quello che viene chiamato protocollo? Ma io intanto non sono la persona predisposta per poter cambiare, però mi sembra che in questo momento stia funzionando bene. Io non
non mi sembra che ci siano punti da migliorare. Se poi l'IFAB o chi è predisposto per modificare lo farà sicuramente per il bene del calcio. Luca Toni. Sì, buonasera Orsato. Le volevo chiedere cosa ne pensa lei, perché spesso si discute sul modo di dialogare degli arbitri verso i giocatori, perché ci sono alcune persone che preferiscono l'arbitro autoritario che magari dà anche poca confidenza, mentre ci sono altre persone, come me quando giocavo anch'io, che piaceva più un arbitro dove c'era il dialogo, dove dava anche un po' quel pizzico di confidenza in più. Quindi volevo sapere lei cosa ne pensa. Ma io, per quanto riguarda la confidenza poi potrebbe diventare un problema. Il rispetto e l'educazione ci deve essere sempre. Io vi posso assicurare che negli ultimi anni il rapporto arbitri-giocatori, arbitri-allenatori è migliorato tantissimo e ne siamo veramente contenti tutti. È ovvio che si può sempre fare meglio, io credo che sia giusto il dialogo e poi ovviamente poi la figura dell'arbitro, la fermezza e la decisione dell'arbitro ci deve sempre comunque essere. Senta, a proposito vorrei chiederle, 3 settimane fa, quindi ce l'abbiamo ancora negli occhi tutti, c'è stato quel momento in cui Cristiano Ronaldo in campo le ha fatto vedere, anzi ha toccato il suo orologio, se ricordo bene, che è l'orologio che segnava, eccolo qua, lo possiamo vedere con Marco Spoletini, ecco qua, perché è l'orologio che segnava non il tempo, ma il fatto che il pallone avesse o no superato la rete. E c'è stato un momento anche scherzoso. Anche lì in qualche caso qualcuno ha voluto fare qualche piccola polemica. Come l'ha vissuto quel momento? Non è stata una mancanza di rispetto, no? Ma no, guardi, lui mi chiedeva semplicemente che la palla era entrata e io ho detto no, guarda, la palla non è entrata perché il mio orologio non me l'ha segnalato. Lui mi ha chiesto ma com'è che funziona l'orologio ed è finita lì, non c'è stato nulla di strano, è stata una cosa simpatica, voleva sapere come funzionava l'orologio, tutto lì, niente di che. Questo vuol dire che è troppa confidenza. No, troppa confidenza direi di no, però diciamo che è stata una...